Dopo un tira e molla che ha fatto molto discutere, ma soprattutto ha rallentato i tempi, proseguono a Rossano Veneto i lavori della nuova piazza, un'opera tanto attesa dai residenti. Vinta la gara per il completamento degli edifici, ora si pensa solo a riconsegnare il cuore del paese alla collettività. I lavori di completamento riguardano il 20% degli impianti idraulici, perché il resto era già stato fatto, e il completamento di tutta quanta la parte elettrica, lo spostamento della cucina didattica al primo piano, il rifacimento poi dei cartongessi e dei pavimenti. In gara d'appalto si stimano 6 mesi di lavoro, con una partenza che dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno. La base d'asta era circa di lavori per circa 1 milione di euro. Io devo ringraziare prima di tutto il sindaco, che continua a darmi la sua fiducia nella parte dei lavori pubblici, con cui naturalmente mi relaziono, e ci mancherebbe altro, e anche i cittadini che stanno portando pazienza. I disagi indubbiamente sono stati molti, però nonostante questo non abbiamo mai perso il buon umore e la caparbietà per poter completare l'opera. Quindi adesso inizieranno anche queste nuove fasi di lavorazione, con la demolizione anche della cabina, e un po' alla volta per l'anno prossimo speriamo veramente di poter concludere tutto.